Riprendiamo la diretta qui da Cogne, Aosta, scusate, nella bocciofila di Cogne, dove sono incominciate le finali di categoria B e D. Allora, per la categoria B, che è la partita che seguiremo maggiormente, abbiamo il Cavarzano con Canova, Dalfarra e Vettorel, e il Veloce Club di Pinerolo con Bergero, Bollati e Venghi. Per la categoria D abbiamo una società di casa Cogne con Dello Russo, Fonzetto e Trevisan, e la Bargerese con Carle, Cottura e Pastra. Prima boccia intanto per Vettorel, che rimane un po' largo, ma comunque una buona boccia per iniziare. Tanto, come vedete, abbiamo anche le telecamere giuste per seguire anche la partita di categoria D. Ora è Bergero che va all'accosto. Prima bocciata per Venghi, che la fallisce sulla sua destra. Tanto sto seguendo anche campionato DC vede in finale la Granda Nord di Cuneo contro le Carro di Aosta, mentre per la categoria A, che dove si gioca invece a quadrette, abbiamo in finale il Gaglianico con Gassino, Avette Balla. L'altra formazione tra Perosina e Rosta non sappiamo quale si sia qualificata, non essendoci giunta alcuna notizia. Colpisce con la seconda Venghi, mentre nel campo della categoria D il punto ora in terra è per la bocciofila di Barge, e vediamo quindi Trevisan che va all'accosto ma non prende. Ora di nuovo Vettorel che va invece all'accosto nella categoria B. Può succedere che più prende il punto intanto Vettorel. Mentre Bergero rimane largo. Costo ora di Bollati, ma rimane largo, lungo. Mentre il Cogne non riesce a prendere il punto, ha giocato 4 bocce. Mentre l'ultima boccia di Bollati sembra più bella, infatti sembra che prenda il punto.
Sarà ora dal Farra che va in bocciata. Vediamo se continua nella sua vena di oggi. Corta, risalta addirittura, pertanto era corta. Tanto bocciata per la Bargerese, scusate. Fallisce lungo. Mentre colpisce invece dal Farra, quindi ancora tanto aggiunge il punto Canova, penso che abbiano già 2 punti in terra. Una gioca corta, 2 punti soli. Pallino sulla prima riga e Vettorel gioca il suo primo accosto. Accosto invece di Bergero, tocca il pallino, forse oltre i 50 centimetri. Sì, viene rimesso a posto il pallino, è bruciata la boccia al Veloce Club di Pinerolo, che mentre aveva iniziato benissimo la partita precedente, questa volta invece è molto in sordina il suo inizio. Eccoci sul campo del Veloce Club con Bergero che stavolta dovrebbe aver preso il punto, ma
Due punti intanto per la Bargerese, che come aveva finito la prima partita sta iniziando anche la seconda. Con la seconda boccia invece Vettorel prende di nuovo il punto. Diamo ora Venghi alla bocciata. Fallisce storto. Tanto mi dicono da Facebook che Dario Bollatti, che è in finale qui ed è inquadrato, che gioca per il Veloce Club, oggi è il suo compleanno, quindi sarebbe un ottimo regalo per lui poter vincere questa manifestazione, in più nel giorno del suo compleanno farebbe più l'unplane. Ben giocata, prende il punto. Avete visto una bella bocciata di Dalfarra. L'altro costo di Dario Bollati, però come avete visto è corto, quindi ultima boccia per Venghi.
intanto non ci arrivano notizie sulla quarta finalista dell'ultima finalista di Serie A della quadretta. Pensiamo che sia la Perosina di Grattapaglia, però non è mai detta nelle bocce. Esatto, è arrivato adesso l'aggiornamento da Domodossola. Carlevaro, Nari, Grattapaglia e Collette sono i finalisti della quadretta di Serie A. Sto vedendo dalle foto a Domodossola deve fare ben freddo perché sono tutti abbastanza coperti. Fallisce anche la boccia Canova. Ultima bocciata per Canova, stavolta colpisce. Non ho capito quanti punti hanno fatto, a un punto solo. Quindi 3-0. Uno sguardo anche sul campo di fianco della Terna, dove siamo sempre sul 2-0 per la Bargerese. A costo intanto di Vettorelli, ma come avete visto è molto molto basso, mal tirato. Bello invece l'accosto del giocatore del Veloce Club, e ora c'è invece Del Farra che andrà in bocciata storta.
Andiamo ora a Venghi in bocciata. Sembra corta, non sembra essere buona, infatti mettono a posto, tanto la Bargerese allunga sul 4-0. Ripete Venghi la bocciata. Questa volta colpisce, rimane anche nel quadro. Vediamo Canova se si ripeterà nell'accosto. Si sposta sulla destra col suo mancino. Vediamo dove giocherà la boccia. Sembra alta, sì, alta e si allarga ancora. Nulla di fatto. Dal Farra quindi decide di andare in bocciata. E colpisce. Mentre qui siamo con immagini nel campo della Serie D. Dove il punto a questo punto di Cogne. Qui scendiamo all'accosto di Bergero, bell'accosto. Il Canova va alla bocciata, non so se sia buona o meno, però tanto sarebbe comunque nulla di fatto perché non toglie il punto, se rimane buona la bocciata. Bella bocciata intanto di Pastre, un omonimo di Carlo della Serie A, giocatore della Bargerese. Tanto a costo di Dario Bollati, che sembra che sia entrato, quindi realizzando il secondo punto.
Nell'ultimo costo Dario Bollati realizza anche il terzo punto, quindi si porta in parità. Sono 3 pari, incontro tra Cavazzano e Veloce Club, mentre 4-0 in vantaggio della Bargerese su Cogna. Due punti solo per il Veloce Club, quindi 3-2. Un bel accosto di Bergero e quindi dal faro andrà in bocciata, colpisce, e Carle avete visto anche lui colpire, formazione della Bargerese, sembra molto attrezzato per poter vincere il titolo. Altro bel accosto di Bergero. Altra bocciata di Del Farra. Anni di pallone. Ora la società locale con Del Russo in bocciata, grandi applausi dagli spalti, fanno il tifo ovviamente per i giocatori locali. Ora la volta di Dario Bollati sembra un po' corto. E scivola la boccia a Carle, quindi cucita per i giocatori del Cogna che dovrebbero ridurre sul 4-1.
sul montabile se la gente rischia la colpa. Fallisce Venghi che rispetto alla partita precedente ha già fallito qualche boccia in più. Con la stanchezza si fa già sentire, anche il caldo. Stavolta colpisce. Canova la bocciata, colpisce e la manda fuori, sì, cioè la manda fuori da rispetto alle altre due, fa quindi il punto. Ah, ma stanno guardando il secondo punto, non il primo, perché il primo è piuttosto evidente che c'è. Martedì. A costo di Dario Bollatti dovrebbe prendere senza problemi, infatti, ma anche piuttosto vicino. E Canova col secondo e ultima boccia, stavolta è corto. Cicciac a sto punto potrebbero anche lasciare lì e misurano se c'è il secondo punto rispetto alla boccia larga sulla sinistra. Adesso vedremo quanti punti segnano sul tabellone. Tre pari, quindi dopo poco più di mezz'ora di gioco squadre sul tre pari nella categoria B e sul 4-2 per la Bargerese contro Cogna. Finali equilibrati come giusto che sia.
Vai qua, no? Dopo un primo accosto di Bergero, bella bocciata dal Farra. Altro accosto di Pettorello, che l'ha bocciata prima del Farra, non ha buttato fuori la boccia avversaria, quindi è dovuto andare all'accosto Vettorello, e ora quindi sta di nuovo Bergero che andrà a cercare di togliere il punto. Mal tirata la boccia di Bergero, largo. Quindi costringe Venghi alla bocciata. Andiamo ora a Venghi, non so se ha segnato il pallino o meno. Quasi Biberon colpisce di sicuro, ma no, non c'era Biberon. Il punto rimane ancora del Veloce Club. Tanto Bargerese allunga sul 6-2. Canova, altro bellissimo accosto. Canova che nella partita precedente ha giocato forse meno bene rispetto agli altri due compagni, però in questa partita sta sbagliando poco.
colpisce Dario Bollati, riesce a far su anche se di poco il punto. Ciao Dudu! Chandler! Cos'è che vuoi? Altro accosto ora sempre per Canova, prende il punto anche se leggermente meno bene. E ora seguiamo invece una bocciata di Pastra nella categoria D, Pastra della Bargerese. Aspettavo la bocciata della Bargerese e poi dopo passare sul campo della categoria B. A 9 appunto. Trevisan viene appunto, ma tira, come suol dire, una mina a terra-aria. Posta a pallino e fa su al punto. Purtroppo non riesco a inquadrarvi la boccia del giocatore del Cavarzano, perché rimane troppo bassa rispetto alla telecamera. Non riesce. No.
Vedete, stanno segnando una boccia che non rimane inquadrata dalle nostre telecamere, rimane dopo l'ultima riga, mi pare. Vediamo dal far se riuscirà a colpire questa boccia che è dopo il massimo. Sembra che sia buona la bocciata. Quindi ora sarà Venghi che andrà a bocciare, penso, la boccia corta sulla sinistra. Dario Bollati va a segnare. Bella bocciata di Venghi, toglie il punto. Altro costo di Canova che forse ha la forza giusta, ma rimane bassa in ballo alla boccia corta. Sapevo già che finiva così. Sapevo già che finiva così. Boccia mal giocata stavolta di Canova che rimane largo e basso, quindi ultima boccia per Dal Farra. Forse prende il punto. Io là che devo certo per me, basta che io vado alla sala cosa in nuovo. Una cosa lei che mi tocca per mi festi in rua, io festi di suo io lo so come si può io questa scegli Vediamo Dal Farra che sta spiegando al suo compagno di squadra come andava giocata la boccia.
Vediamo Dario Bollati, sembra che la forza sia giusta dai bravi che dicono, pensiamo che abbia aggiunto o preso il punto. Sembra corta questa, sta disperando per questa boccia mal giocata. Ultima boccia per Venghi, vediamo se aggiunge anche lui il punto. Aggiunge, quindi penso a 2 o 3 punti per Veloce Club, che si porta quindi in vantaggio sul 5 o 6-3. Sette a 3 addirittura, 4 punti per il Veloce Club. Tanto Pastre colpisce e toglie 2 bocce degli avversari. E Bargero rimane un pelo davanti al pallino, 90 cm circa dal pallino alla boccia, quindi Trevisan non penso, no scusate, avete pazienza, ma qua la temperatura è quella che è. Vettorel all'accosto, rimane lungo e largo. Andati fino a Roma e ero Papa le fare, Stavolta passa dall'altra parte ma lo prende, la forza è giusta. In Armenia il Papa. in Armenia adesso Sta rientrando. pace Sta rientrando in Italia. pace e bene. Ci vediamo là dopo. Venghi quindi andrà in bocciata. Storta, il caldo oggi la fa da padrone. Diciamo
parliamo di... qui hanno chiuso, off limits. La televisione. Niente da fare, non ci riusciamo. Gli avrei messo la corrente a sta rete. Un po' di 380. Quindi, ripete quindi la bocciata. Stavolta colpisce. Ora vediamo Canova. Ma ha giocato la boccia di Canova che non prende sicuramente. Lo faccio. Notizie da Alessandria. C'è Pietro Magnoli, c'è una capacità. Ancora Canova all'accosto. Non metti i piedi fuori dagli stressi e Prende il punto stavolta Canova, andrà Dario Bollati adesso in bocciata. è uguale, tutta quella cosa è uguale. Cosa c'era la macchina? La macchina. Fallisce appena storta. Ben tirata però. L'ultima boccia di Bergera ha fatto una schiena strana, non sembra però abbia preso. Dovrebbe aver preso con l'ultima boccia Dario Bollati. È storta questa volta. Il punto resta in terra alla bocciofila di Veloce Club. Ultima boccia per Dalfarra.
e colpisce in pieno, quindi accorcia 7-4 il risultato. Passiamo ancora immagini sul campo della Serie D. Tutte e due le partite sono sul 4-7. Veloce Club in vantaggio sul Cavazzano e Bargerese in vantaggio sul Cogno. Mancano 57 minuti alla fine. Andiamo bene. Da finirlo Tanto bella la boccia di Vettorello. Colpisce Venghi, forse non manda fuori la boccia. Tanto nella D il punto per terra è della società Cogna. E si pianta ancora in queste due bocce non combinando nulla. E dopo primo accosto di Bergero, stavolta Vettorel va lungo, molto lungo. Andiamo ora a Canova. Canova sembra ben giocata, però si pianta nella boccia del Veloce Club. Nulla di fatto. E adesso Dalfarra andrà a bocciare questa boccia che sarà molto coperta, stile le bocce che valgono 4 punti nel tiro tecnico. E colpisce in pieno la sua. Penso che da fuori i ragazzi di Mondovisi mangeranno un po' le mani vedendo giocare adesso il bocciatore Veneto, perché la prima partita non ha fallito praticamente nulla, ora sta già sbagliando un po' qualche boccia in più. Si sente, un attimo fa mi chiama Mario Favre, mi fa, si sente parlare più te che il telecronista. Hai anche Papà di Roberto. Gentilmente sai cosa fa il Carrò? Non si sa.
in finale, però non sappiamo nient'altro. Altro accosto, l'ultimo accosto, ultima boccia per Del Farra che tocca un po' il pallino. 4 bocce in mano ancora per il Veloce Club, che sicuramente può allungare. Diciamo che è una giocata potenziale da 4 punti, sicuri, se non 5, dipende se ha preso o meno il punto, quindi potrebbe dare una grossa impronta a questa finale. Non vanno a bocciare, quindi può darsi che sia ancora loro. Tanto non inquadrata, un'ottima bocciata imballata di Fonzetto della Boccioffi Racogna, e avete sentito l'applauso dei sostenitori. Granata si nasce. Sembra bella, però tocca il pallino e lo vende. Quindi è sempre un punto per terra da parte della formazione del Veloce Club. Però potrebbero anche bocciare quelle 2 bocce lì. Rischi non ce ne sono. Seguiamo un accosto di Pastra che però impalla la boccia davanti. Mario Bollati, ovvio, mal giocata. È sicuramente corto, oltre ad avere impallato la boccia degli avversari. Sembrava volesse bocciare la boccia corta per carambolare su quella dietro. Era anche una bocciata che si poteva tentare. Vediamo ora Venghi alla bocciata per far punti. Molto scarognato. Toglieva tutte e due, c'erano già 2 punti per terra, invece così ce n'è solo uno. Sì, questo è grande idea. E niente da fare. Un punto solo. La fate vedere. Adesso. Adesso. Su 3, no? Un punto solo quindi per la formazione del Veloce Club, che così fallisce una buona opportunità per poter allungare. 8-4 e 7-5 i 2 risultati delle 2 partite.
Va a lungo Bargera, ma non così tanto. Stavo guardando che come pubblico c'è più pubblico qui per vedere rispetto alla Coppa Europa di Savigliano. Il colmo. Vettorenne il soccorso rimane largo, quindi nulla di fatto, dovrà ripetere. Stavolta è corto. Abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo vinto, Carò. Tanto giunge la notizia che Carrò è la vincitrice della finale a terni di categoria C. Finalmente riescono a prendere il punto con la quarta boccia tirata. Negli che quindi colpendo subito mette seriamente in crisi i Veneti. Colpisce senza carambolare, ottima bocciata per Giancarlo. Mentre nel campo accanto Le Carrò sta andando un po' per traverso. Palla alla boccia corta, quindi non riesce a concludere nulla. Ultima boccia per Del Farra, stavolta sembra è anche lunga, quindi ghiottissima opportunità per il veloce club, che se metteva a frutto già la giocata prima questo tiro sicuramente avrebbe potuto far partita. Hanno ancora 4 bocce in mano e 5 punti per terra.
C'è però una boccia in mezzo che potrebbe ostacolare il tutto, anche se anche il gioco non è proprio dei più larghi. E il primo punto viene aggiunto, quindi sono già 2 punti per terra per il Veloce Club. Siamo a Dario Bollati. Rimane larghissimo, niente da fare. Almeno ancora un punto dovrebbero farlo per andare 11, ma 6 e mezza lo fa. Non sembravano così impossibili da fare, infatti più è stata mal giocata la boccia di Dario così larga. 11 per terra, potrebbero arrivare a 12. Ultima boccia di Venghi e lo fa anche lui, 12, quindi proprio c'era la possibilità concreta di chiudere la partita qui, ma comunque 12-4 a un punto dalla vittoria il Veloce Club. Brutta boccia intanto giocata da Bergero.
altro accosto, il secondo per lui. Cortissimo, veramente mal giocata da parte di Vettorel. Sembra che abbiano un po' alzato bandiera bianca i giocatori del Veneto dopo lo strappo che hanno fatto per vincere contro il Mondovì. Hanno fatto una bella rimonta, giusto a vincere una partita che sembrava proibitiva visto l'inizio. Ora è Canova, ma proprio mal tirata, cortissima. Veramente non ce la fanno proprio più. E con l'ultima boccia prende il punto. Venghi quindi, se dovesse colpire questa boccia, manderebbe sotto pallino di sicuro dal Farra. Colpisce carambola anche sulla boccia degli avversari e ora per Dal Farra c'è ben poco da fare se non il pallino. Infatti Vettorel gli dice di segnare il pallino. Ancora un primo piano, un'inquadratura per Dal Farra, che dell'Eterno è sicuramente il giocatore di più valore. Pallino determinante per lui e lo fallisce e possono toccargli la mano. Quindi Veloce Club è la campione d'Italia di categoria B a Terne con Bergero, Bollati e Venghi. Un attimo passiamo con immagini sulla categoria D, dove il punteggio è sull'8-5 per la Bargerese. Quindi passate sono immagini sul campo di categoria D,
Ancora 32 minuti alla conclusione. E va lungo e si arrabbia. Vedete meglio inquadrata la zona. Tanto ora è dal russo che sta giocando. Sempre dal russo. Che va all'accosto. Se ho capito bene dovrebbero avere 2 punti per terra la squadra di Barge. E 2 punti in mano, e 2 bocce in mano per squadra di Barce. Ora è Carle che andrà all'accosto. Non farà nulla. Ancora Carle. Stavolta con un po' di fortuna potrebbe anche passare, ma forse no, non lo so. Quanto prima vi aggiorneremo sul risultato parziale. 28 minuti alla conclusione, penso 10-5. No, 9-5, un punto solo.
Tanto primo accosto piuttosto corto di cottura di Trevisan, in balla in pieno. Altro accosto per Trevisan. Passa basso, ha toccato il pallino, l'ha spostato veramente di tantissimo. Pallino a posto, boccia bruciata. Costo ora di Fonzetto, corto, e altra boccia fallita dalla società Cogne. E ora è Del Russo che dovrà cercare di raccapezzarsi un po', cercando di colpire il pallino. Sei una persona seria, a un certo orario devi ritirare. E lo fallisce storto. Al mare? Noi non troviamo un ristorante che ci faccia le cozze alle vongole. Scusa che spieghiamo, scusa. Facciamo una... Ultima boccia per Del Russo, stavolta sembra ben giocata, ancora forza no, corto, quindi 5 bocce in mano per la Bargese, vediamo cosa riesce a fare. Prego, prego. Allora, intanto inizia cottura. Primo accosto. Tanto l'unica cosa che non era da fare è giocare corta la boccia, l'ha subito giocata corta. Quindi nulla di fatto, sempre un punto per terra. Ora è la volta di Carle.
molto largo, continuano a guardare se c'è e non c'è, misurano addirittura. Hai ragione. Tu canale. Ti voglio fare questo stasera. Chiamano addirittura l'arbitro. Prima volta che è impegnato in questa finale. Vediamo l'arbitro cosa dirà. Un punto solo, rimasta un pelo larga, quindi ora o aggiungono tutte le bocce altrimenti non sarà partita per loro, a meno che arrivando un po' più lunghi toccassero il pallino e spostassero un po' più avanti, allora sì, farebbero entrare ancora l'altra boccia. Ancora Carle all'accosto. Stavolta c'è 2 punti. E si portano a 11. Ora è la volta di Pastre. Corta e bassa, quindi per forza di corde si giocherà ancora a venire in qua. Niente da fare, 2 punti. Provano ancora a vedere, ma non credo. Savigliano. Dovrebbe esserci 3 punti, si portano quindi a 12. Dodici punti. Dodici punti, tirano il pallino nel 7 al fondo. Che giocarsi il pallino comodo in modo da non pagare tanto su 12-5. Con 17 minuti bastava gestire un po' la partita
Tanto è cottura che va. All'accosto. Che arriva la boccia, sembra bassa, ma la forza è giusta, è larga solo di 50 centimetri. Ora la volta di Trevisan. Di nuovo basso. Sì, mi sa che stavolta alzano bandiera bianca perché proprio sembra che non abbiano più le forze di poter recuperare. Ancora Trevisan, di nuovo corto. Ora la volta di Fonzetto. Sembra bello e va a prendere imballato il punto. Quindi sarà, bisogna addirittura se ce ne sono due. Non ti vediamo più giù di là. Hai fatto il divorzio all'italiana. Questo circolo, questo è più circolare, quello è più rettangolare. Quindi ancora cottura, andare all'accosto perché bocciare diventa troppo rischioso. Altro accosto per Carle. Missile terraria. Molto lunga. Grazie. E bassa. Sì, hanno fatto proprio un bel affare a buttare il pallino sull'ultima riga sul fondo.
Ora è la volta di Pastrema, gli altri hanno ancora 3 bocce in mano. Niente da fare, rimane basso. Sì, è vero, state perché ricordate perché te dai le traia chiare. Che ti stacca fine. Ultimo accosto per Pastra e poi ci sarà opportunità per la bocciofila di Cogne cercare, tanto lo prende, è laggiù sul massimo, bisogna vedere come finirà. Tanto è Del Russo che andrà in bocciata. Eccolo, e gli ha appena storto. Avrà ancora un'occasione. Eccolo inquadrato che prende la rincorsa. E la colpisce, quindi si fa ancora assolutamente un altro tiro, un punto per terra per Cogne. E vediamo ora se Fonzetto riuscirà a toccare la boccia che c'è lì davanti per fare 3 punti e portarsi sul 12-8. Niente da fare. Di 8 minuti alla fine, 12-6, devono accelerare un po' perché già 6 punti di distacco hanno, quindi sarà sufficiente limitare i danni. Dov'è Gabriele? Dai, dov'è Gabriele? Prima boccia di Trevisan, sembra larga. C'è posto? Costo per cottura, niente da fare. Però c'è anche un po' di inesperienza, bastava bocciare una boccia, 1 su 4.
gli altri sono già matematicamente tagliati fuori. Tanto vediamo se per caso dalla A giungono notizie. Nessun aggiornamento per quanto riguarda la Serie A da Domodossola. La Bargerese sta facendo proprio di tutto per cercare di perdere questa partita. Vantaggio di 6 punti. Date ancora uno appunto, così magari me ne fanno 6. Non so perché non bocciano e neanche aspettano un attimino per far consumare un po' il tempo. Vediamo Carle se riuscirà almeno a prendere un punto, per carità, tutto da un'altra parte. Bocciare la boccia no, Andiamo a punto. Costo per Pastre, sembra ben giocata, però tanto non prende. Ultima costa per Pastre. Gli è andata bene che ha preso ancora lì. Bocciano il pallino. Non è scelta sbagliata comunque. Trevisan che andrà alla costa, ma non ho capito il punto di chi è. Costo punto per Fonzetto, rimane, lo fa correndo, ma ormai non c'è più neanche il caso di correre, tanto fanno un altro tiro di sicuro. Mal giocato da Barge queste due tornate. No, ma cosa, non devono neanche più correre.
Dicono che hanno già 3 punti. Niente. Tre punti, 9-3-12. Ecco, tira la prima vicino e poi le tirano tutte e poi... Nando, tu che vedi? Quanto manca? Ha già sbagliato a tirare il paese. Ha già sbagliato a tirare lungo. Se tira una vicino... Pallino sulla prima riga. La devi attaccare io, la vicino. Prima regola. Vediamo Trevisan. Tanto suona il tempo. Vediamo. Sì. Bell'accosto per Cottura. Tanto forse per meglio questa inquadratura, anche se è un po' storta, però almeno si ha una visualizzazione corretta. Mi viene detto che a Domodossola la partita della finale è stata sospesa per pioggia. Domodossola. La finale di Serie A è sospesa, forse. Quindi al termine di questa partita seguirete le premiazioni senza commenti, in quanto io starò già cercando di smontare tutta l'apparecchiatura. Dopodiché, se aggiungeranno risultati da Domodossola ve li diremo, altrimenti ci lasceremo qui. Tanto ringrazio chi è rimasto all'ascolto tutto oggi, che si saranno annoiati tantissimo con la mia voce, però già anche io mi sono addormentato a volte perché la temperatura qui concilia molto il sonno. No, siamo quasi d'accordo. Abbiamo ancora il mare
È sempre così. Mentre Trevisan forse ha preso il punto, però il punto ancora di Cogno, è di Cogno, l'ha preso e finalmente decido di andare a bocciare ogni tanto qualche boccia, perché così facendo forse è più facile che non facciano punti, visto che sono comunque ottimi bocciatori. Parte Pastre e colpisce. Stavolta non prende il punto. Due bocce in mano, solo più per Cogno. Ultima boccia per Fonzetto. Va lungo. Ma ha preso il punto, quindi boccia a colpire, cioè partita a colpire per Pastre della Bargerese. Vediamo l'inquadrato. Parte la sua rincorsa e colpisce. Penso che stocchino una mano, sì. Quindi la Bargerese, campionessa, campione d'Italia di categoria D, e Veloce Club, campione d'Italia di categoria B. Quindi a questo punto andiamo in pausa e ci rivediamo per le premiazioni.